Vorrei essere già pronta, ma non lo sono. Devo anche lavare i capelli, decisamente. Ieri sera non avevo voglia, proprio zero. Ieri sera avevo tanta voglia di andare a dormire, solo che ero dovuta rimanere alzata per asciugare la biancheria, per far fuoco e asciugare la biancheria. Stasera in teoria non ho niente da lavare, ma io trovo sempre qualcosa da lavare. Comunque, sono qui per aprire con voi il calendario. Casella 3, che è qua, ed è piccolina. Ah, ci sono due di questi. Come si chiamano? Kinder Mini. Esatto, due Kinder Mini. Ottimo, li metto di là in dispensa. Devo andare a aprire anche gli altri due. Questo gatto mi fa diventare deficiente. Sempre, sempre così, Quando io sono a casa, credetemi, tutto il giorno a miagolare. No, ma è una cosa difficile da tollerare, a volte, molto. Casella 3, dimmi che si trova in una posizione comoda. No, direi di no. Ok, numero 3 è piccolina. Milk. Oh, che cos'è questa roba? No, nocciole. No, perché alle nocciole? Lino Lada. Comunque è alle nocciole. È una crema spalmabile. Aspettate, perché non posso vivere con sto gatto. E lui deve controllare qualsiasi cosa io abbia in mano. Beh, allora non fa per me purtroppo questa. Peccato. Ci speravo. E invece no. Sì, al latte e nocciole. Vabbè, la regalo a mia mamma. Peccato però, Vabbè. E vediamo l'altro calendario. Va qua, che situazione. Ok, quindi la 3, siccome è uguale questo, la 3 nella stessa posizione, un po' una miseria, Un po' una miseria. Salamini Pocket Christmas Edition, versione classica. Classico, eccolo qua. Vabbè dai, a me piacciono i salamini beretta, E scadenza 27/12/2025, se non ci arrivano al 27, credete me, non ci arrivano al 27. Vabbè dai, il bottino di oggi è questo. Sì, anche questo annusa, sì. Qua ci sono i salamini dentro, Sì, qua ci sono i salamini. La pappa c'è dentro. La pappa qua, Sì, 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 qua la c'è. Guarda, guarda, guarda. È là, No, no, non mangiarli. No, no, è mio, è mio. No, 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 non bucare. Ah, aspetta, che c'è anche Mimì che vuole annusare. No, non bucare. Mimì, niente. Sì, sì. No, non bucare. Devo controllare quanta sabbietta ho per loro, perché devo cambiarla. Credo di non... Ah sì, ne ho 2, 2, 4 allora. Devo ordinare la lettiera. Ho trovato dei siti dove costa un po' meno, ma costa un po' meno e conviene prendere quella da 10 litri, che però dove compro di solito questa lettiera non ce l'hanno da 10 litri, ce l'hanno solo da 5,5. Però ho trovato un sito dove c'è quella da 10 e conviene sinceramente. Vedi Mimì, adesso ho piegato tutta la biancheria, ho fatto la colazione ma ho ancora il mio caffè latte. E cos'è che devo fare, Pepe? Il letto? Ah, non ho niente! Devo fare il letto e devo anche mettere via questa carta che è ancora qua. Cos'è che devo fare? Io non mi ricordo, Pepe. Tu? Tu ti ricordi? Cosa devo fare? Darti da mangiare? Ma non so chi dei due ha vomitato, quindi per il momento un po' di pausa dal cibo ci può stare. Vero sì? Dove vai? Allora si mette lì. Guarda che pulizia di zampina! Che pulito! Che pulito! Che bel micio! Vabbè, non so cosa devo fare, non mi ricordo.
forse c'è il gatto. È qua che mi aspetta. È qua fuori che aspetta, sì. Credo sia quasi ora di fare anche la tinta. Però questa tinta che avevo fatto l'altra volta, l'ultima volta, che vi è piaciuta tra l'altro come colore, e adesso chiaramente ha scaricato molto, però non dico che sia uguale al mio colore, ma è molto simile, quindi la ricrescita si vede, ma non è così netta, definita come quando li faccio biondi più chiari, no? E quindi questa tinta devo dire che è andata benissimo, contrariamente a quanto pensavo, perché io pensavo fosse una tinta un po' così, in realtà no, è di marca, Questa è quella che ho usato per fare questo colore, che adesso chiaramente ha scaricato quasi totalmente no, ma insomma ha scaricato parecchio, ed è la 6.8 biondo scuro cioccolato, questa qua. Poi ne avevo comprata anche un'altra, questa, e questa è la 6.46 biondo scuro freddo. Io non so se azzardare a fare questa qui, sinceramente, ho paura mi vengano arancioni. Già con questa c'erano dei riflessi rossi, rosso arancio. Ho un po' il terrore a fare questa qui, però prima di Natale vorrei rifare la tinta. E non so quale delle due, se rimanere su questa o azzardare a fare questa qui ed eventualmente fare questa successivamente, se dovesse andare male questa qua, fare poi questa, e non lo so. Sono molto in dubbio, però quasi quasi proverei a fare questa qua biondo freddo, biondo scuro freddo, che a vedere da qua sembra grigio. Vabbè, comunque questa è la tinta che ho usato, il marchio della palette Sayos, e basta, niente. Adesso mi sono un attimo vestita, devo ancora, no, pantaloni non li ho ancora messi, ho ancora quelli del pigiama, però insomma mi sono data una sistemata, ho lavato i capelli, ho usato la spazzolina per lavare bene il cuoio capelluto, quando mi ricordo, perché ce l'ho, quando mi ricordo la uso anche perché va molto bene, lava, massaggia molto bene e lava meglio rispetto ai polpastrelli, però non mi ricordo mai di usarla. Non vi ho raccontato questo, non ho neanche ripreso. Ieri praticamente c'era Bue che stava giocando qua fuori, e sapete che ha i suoi due giochini. Stava giocando, a un certo punto vado fuori a vedere, perché non mi ricordo cosa sono andata a vedere, insomma lui era lì, tranquillo, beato, e aveva lanciato il giochino, quello rosa, la pallina rosa, nella ciotola della pappa. Cioè, io non... E un giorno, sapete cosa aveva fatto? L'aveva lanciata nella ciotola dell'acqua. Giocando era andata a finire nella ciotola dell'acqua. Ma io non so se... Cioè, secondo me è lui che posiziona la pallina all'interno delle ciotole, perché è impossibile. No, non è impossibile, però insomma è difficile che vada a finire proprio lì. E ieri, un'altra volta, però nella ciotola del cibo che era vuota. E vabbè, dopo questa. Ciao. Tu stress? Oh, stress. E le coccole? Fa così. Che vuole le coccole? Ehi, pelliccio. Oh, mamma mia, è arrivato anche Gattino. Io lo chiamo sempre Gattino, ma è un gattone. È tanto grande rispetto a Pepe lui, Mi fa quasi impressione toccare Pepe, perché Pepe è proprio piccolino, anche come ossatura, è piccolo. E invece lui qua è un gigante. È proprio massiccio. È proprio grande come gatto. E Pepe mi fa un po' impressione ultimamente toccarlo, perché c'è proprio una differenza tra i due. Bue è anche abbastanza grosso, e invece Pepe è piccolino, anche la testa tanto piccola, come ce l'aveva sua mamma. Gattone ciccione? Cosa? Guarda, guarda che bello! Bue, andiamo? Andiamo su? Cosa c'è? Dobbiamo andare su? Andiamo su? Andiamo su? Dai, andiamo. Vieni. Andiamo su? Hai voglia? Stiamo qua. Guarda che sta uscendo un po' di sole. Ah, guarda. Dimmi. Cosa c'è?
Qua sarebbe tutto da pulire, ma tanto tempo zero si disporca. Ci ho rinunciato a pulire queste scale, veramente. Andiamo? Guarda che corsa. Che atletico. Sei un micio atletico. Andiamo. Dai, andiamo. Ti dai una mossa? Oh, sto rivedendo un attimo. Queste sono le maglie che io non utilizzo e che uso per i gatti. Lì c'è un po' un casino, ho messo sottovuoto un po' di cose. Qui ho liberato questo spazio, c'erano i trolley, quelli più piccoli. L'ho liberato e posso utilizzarlo per qualcos'altro. Adesso qui ci sono i sacchi del sottovuoto, vabbè, però ci posso mettere qualcos'altro, no? Che magari ho di là nello stanzino della lavatrice caldaia e lì è in mezzo, potrei mettere qua qualcosina. Vero Peppe, cosa dici? Quella cuccia adesso la metto sottovuoto. Mi lascio fuori giusto qualche maglia perché poi ho altri 2 sacchi. Adesso vi faccio vedere. Ho altri 2 sacchi con le maglie per i gatti che sono sottovuoto. Questa è tutta roba che uso per i gatti e questa anche. Adesso ne faccio un altro e questa è tutta roba da vestire mia praticamente e stoffe della casa, tipo quelle coperte. Qua ci sono coperte, cioè tutta roba per la casa. E queste sono tutte robe mie estive. Cioè c'è qualcosina, e che la roba estiva occupa poco posto. Vabbè, quindi qua c'è un po' il caos, ma dovevo fare questo lavoro qua. Il caos no, perché comunque è tutto ordinato. Pepe, cosa stai facendo nella cuccia lì? Ma quella non è una nuova casa. Anche qua c'è un po' di disordine, ma non mi interessa, tanto nessuno vede. Vedete voi, tutto il mondo, ma non importa. Ma Pepe, non puoi andare a dormire lì nella cuccia? I gatti e i mobili. Amore, Pepe, cosa stai facendo lì? Quella è una bella cuccia. Sì, sì, sì. Molto, molto bella. Una bella casetta nuova questa. Era ora, vero? Vabbè, dai, sistemo. Sto pensando se tenermi fuori, magari questa qui, perché questa non è abbastanza grande, non lo so. Adesso vedo cosa combinare. Vieni giù, dai. Bravo. Adesso fai pane lì? No, se ne va, bene. Dunque, allora adesso voglio sistemare questo pezzo. Ci sono tutte borse e sacchetti. Ecco, devo mettere via anche questi. Poi ho fatto un lavoro. Allora, qua dentro ho riorganizzato, ragazzi, e ho messo le pitture per il muro e le 2 vernici che ho usato per le fioriere. In questa stanza ho tolto quello che avevo qua. Qui c'è ancora cose di Natale e basta. Ho quei 2 alberelli che sono da mettere di fuori e basta, ho sistemato un po' l'angolino lì. Di qua invece ho sistemato e ho aggiunto l'aspirapolvere. Allora, prima qui c'era un caos per terra, non ci si muoveva neanche, mentre adesso ho messo l'aspirapolvere, ho fatto posto e ho messo questo che almeno è qua a portata di mano se serve qua fuori. E in casa di là utilizzo quell'altro più nuovo, sempre quello della collaborazione. Ormai qua vado avanti a collaborazioni. Ecco, quindi ho sistemato anche qui, perché cioè, qua per terra non ci si muoveva, era pieno di roba. Sono stata brava, E la pittura, la vernice, quella roba lì era tutto qua accumulato praticamente. Per quello ho dovuto dare una sistemata. L'unica cosa che mi rimane fuori da tutto ciò è la valigia grande che all'interno contiene le altre 2, perché tanto abbiamo già deciso che per qualche mese non ci muoveremo assolutamente e quindi l'ho lavata, incelofanata e via. L'ho incelofanata perché? Perché la mia idea era di metterla nell'armadio di qua, che sa di muffa purtroppo. Per evitare che prendesse odore ho fatto tutto sto incartamento, che non è carta, vabbè. Però poi ho pensato
che mi occuperebbe troppo posto. Magari ci può stare sopra l'armadio. No, non ci può stare perché c'è quello scatolone che è quello dell'iMac e l'ho tenuto per eventualmente metterlo via e avere la protezione adeguata, perché comunque ho tenuto tutto l'imballaggio originale, però lì sopra non ci sta la valigia. Quindi l'unica soluzione o è metterla qua nell'armadio o lasciarla lì o metterla sopra l'armadio della camera. Ma a me in camera avere sopra l'armadio delle cose non mi va tanto. Sapete che a me non piace avere roba sopra gli armadi. Già l'armadio di qua o quella roba lì non mi piace. Come non mi piace la roba sotto il letto, la trovo una cosa... va bene, se non c'è proprio spazio, ok, però io le cose sotto il letto non le tollero, perché poi devi spostare tutto per pulire e quindi è sempre meglio avere libero. Poi comunque sotto il letto non posso mettere niente perché il pavimento è umido e se no si creerebbero condensa, muffa e non è più finita. Adesso provo a sistemare questa cassapanca. Eccolo. Guarda che bello! Bravo! Guarda, guarda che unghie! Ci mette un impegno. Che matto. Adesso forse gioca. No, viene fuori. Ciao. No, non è ancora comparso, è andata a annusare una borsa. Vabbè, dai, mi metto all'opera.